risalire, ma intanto torniamo in cronaca. CJ in avanti, palla messa dentro, c'è un tocco di mano secondo il direttore di gara. Di fronte Mattia Valletta, parte Mancinelli, spiazzato Valletta, 1-0 del CJ che si porta subito in vantaggio. Cotton Club quest'estate, approfittando di alcune prestazioni nella Virgin Cup. Poi non se ne è fatto nulla, intanto Asta si gira molto bene, va con il piazzato, Asta praticamente con il piattone sorprende. Va lungo da Ivan Giuliani, si gira il numero 17, ha spazio per liberare il destro, Giuliani! 2-1 del CJ. Vignoli, l'impostazione di questa azione. Bello la sponda ancora per Starace, vertice sinistro dell'area di rigore. Starace praticamente incespica sul pallone, poi la serve dietro per Alessio che va con il sinistro. Azione combinata dai due fratelli Starace. Superare Vazzana, si accentra, ribalta il lato, gioca molto bene il CJ, palla per Giuliani, resiste a un contatto, va direttamente in porta, risposta incerta del portiere e poi Codignoli dal limite dell'area dopo la risposta corta, non poteva proprio sbagliare. Spazio per il numero 27 e quindi può prendere campo, palla dentro per Codignoli, percussione centrale, va con la punta a palo di Codignoli, la palla però resta lì, ancora CJ nella metà campo offensiva, Piccini per Starace di petto, Giuliani, Starace, azione splendida del CJ, pura accademia da parte della capolista. Starace, T6 dentro per Giuliani, riesce a tenere il possesso della sfera, salta due avversari, ancora Giuliani, salta anche un terzo, non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi ancora spalle alla porta per il numero 17 che sicuramente in questo fondamentale celle poi può liberare il destro, ancora il destro di Ivan Giuliani che adesso sì, che è capocannoniere solitario. Bloccato da Starace, si apre il gioco sul lato destro del campo per T6, rientra sul sinistro, palla dentro per Giuliani, a tu per tu con il portiere Giuliani, tutto troppo facile a questo punto per il CJ. 7-1 proprio mentre l'arbitro fischia per 3 volte la fine del match. Il CJ si conferma capolista, allunga più 10 sulla seconda in classifica. È stata una spinta a dove fa di più. E poi anche se io non sono uno che guarda tanto quelle classifiche, però ho amici che mi tengono al corrente di quello che è la classifica e sono contento di averlo staccato. Siamo una squadra unita, siamo una squadra di tutti amici, di tutte persone cresciute insieme, quindi l'attaccamento tra di noi e per la partita c'è e quindi per forza ci deve stare quel tipo di reazione.